Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi per la terza volta ho con me Andrea Cionci, giornalista, divulgatore, storico d'arte, conosciuto soprattutto per il bestseller Codice Ratzinger. È la terza volta che ci vediamo, quindi io direi di andare subito al sodo con il discorso. Andrea, complimenti per la tenacia, per l'entusiasmo e per la perseveranza che mostri in tutti questi anni. E mi viene a chiedertelo in questa vicenda del codice Ratzinger, chi te lo fa fare? Grazie, buonasera a tutti, un caro saluto. Me lo fa fare una questione di difesa del mio paese, di mia difesa personale come cittadino, di difesa della cultura, dell'identità, della sovranità dell'Occidente cristiano, almeno di quel poco che è rimasto, perché questo terribile episodio di usurpazione del trono di San Pietro ha lasciato la Chiesa Cattolica in mano a poteri niente affatto rassicuranti e quindi io sono, diciamo, condannato a portare avanti questa questione fino alla fine dei miei giorni, fin quando avrò fiato in corpo, perché è una questione che riguarda il nostro futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e quindi non posso fare altrimenti. Ehm, Hai detto, lo fai per il futuro del tuo paese, lo fai come atto di patriottismo, però essere italiano non è uguale a essere cittadino vaticano. Mi interessa una cosa, sono divisibili le cose come il Papa capo dello Stato Vaticano e il Papa capo della Chiesa Cattolica? Allora, sì, dal punto di vista del diritto sono due cose diverse, tant'è che io riconosco Francesco come il riconosciuto, attualmente riconosciuto capo dello Stato della Città del Vaticano. Non lo riconosco come pontefice romano nella sua qualifica di capo religioso. Questo non perché me lo sono inventato, ma per le regole della Chiesa che riguardano la successione dinastica. Nella fattispecie, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che ci dice che se un pontefice non è regolarmente abdicatario a norma del canone 332,2, che impone la rinuncia al munus petrino, l'elezione che ne consegue è nulla e invalida. Quindi non c'entrano niente le eresie di Bergoglio. Bergoglio, per quanto mi riguarda, potrebbe essere anche un santo, il più ortodosso di tutti. Il punto è che non è il Papa. Infatti, nella storia della Chiesa abbiamo avuto 40 antipapi, di cui alcuni perfino santi. Sant'Ippolito e San Felice erano antipapi perché eletti in modo non regolare, in modo non canonico, ma sono stati dei santi. Il fatto che fossero antipapi, naturalmente, diciamo, non ha fatto sì che loro rimanessero ancorati al potere a tutti i costi, un potere illegittimo. Quando hanno visto che non erano stati eletti legittimamente, insomma, non è che hanno fatto resistenze. Quindi questo è un aspetto fondamentale che sfugge a tanti, a tantissimi. Il papato è come una monarchia. Mentre nelle monarchie laiche c'è una successione di tipo biologica, per cui il figlio primogenito di solito eredita il trono, nella monarchia papale non ci può essere questa successione biologica, ma naturalmente per via canonica. Quindi solamente un legittimo conclave di veri cardinali può eleggere un legittimo successore di San Pietro che riceve il munus petrino, questa missione, questa investitura, questo dono che deve essere esercitato, deve essere applicato. Quindi il munus è l'investitura, questo dono spirituale, che viene dato da Dio, in ottica di fede, al Papa affinché egli lo eserciti. L'esercizio di questo munus, la messa in pratica, l'applicazione si chiama ministerium. Faccio un esempio molto semplice per chiarire a tutti, è un po' come la patente di guida. La patente è il munus, il titolo che deriva dall'alto, però di per sé è solo un pezzetto di carta. È il guidare la macchina che è l'applicazione di questo titolo, l'applicazione della patente. Ora, vedete bene che le due cose sono strettamente collegate, ma non sono la stessa cosa.
Tanto che se una persona guida la macchina senza aver mai ottenuto la patente prima, va in galera. E se una persona invece si trova in galera per altri motivi, la patente ce l'ha, le rimane, ma non può guidare la macchina. Vedete quindi che ci sono due casi in cui c'è qualcuno che esercita abusivamente il ministerium, guida la macchina senza avere la patente, e un caso in cui uno la patente ce l'ha, ma non può esercitarla perché si trova in galera. E questa è la differenza fra papa e antipapa, cioè, o meglio, fra papa impedito e antipapa usurpatore. Il papa impedito ha il munus, ma non può applicarlo, non può esercitarlo, quindi perde il ministerium. L'antipapa usurpatore ha il ministerium, esercita abusivamente il potere, ma non ha il munus, non ha il titolo. Um, Vorresti approfondire un attimo la parte della declaratio che spiega la parola commissum? Sì, dunque, come molti di voi sapranno, quando venne diffusa la versione scritta della Declaratio di dimissioni di Papa Benedetto, furono rilevati tre errori, due di sintassi e un refuso. Il refuso era l'ora 29ª, naturalmente impossibile, mentre gli errori di sintassi erano su ecclesie vita, che era stato scritto ecclesie vite al genitivo, e un commissum renunziare che è stato poi corretto in commisso. Ora, nel 2016 Papa Benedetto scrive in Ultime Conversazioni questo libro importantissimo, un libro intervista con Peter Sewald, il suo biografo tedesco, e dice, beh, l'ho scritta io la Declaratio, l'ho scritta in latino, avrei potuto scriverla anche in italiano, ma c'era il pericolo che facessi qualche errore. E così siamo andati a controllare il testo originale pronunciato da Papa Benedetto. Di questi tre errori, Papa Benedetto ne pronuncia verbalmente solo uno, il commissum. Gli altri due non ci sono nel testo che lui legge. Ora, siccome ci manca l'originale scritto da Papa Benedetto, il testo originale, noi dobbiamo fare fede a quello che lui ha detto e lo trovate su internet, su YouTube, trovate il video della declarazione. Se lui dice nel 2016 avrei potuto scriverla in italiano, ma c'era il pericolo che facessi qualche errore, dopo che questi errori erano stati sottolineati sulla stampa internazionale, è chiaro che ci sta dicendo che anche quel commissum, che solo quel commissum, che è l'unico errore, tra virgolette, che lui aveva fatto, non è un errore. E quindi, dopo questa intuizione brillantissima di un avvocato, la signora Costanza Settesoldi, io ho stressato parecchio il mio pool di latinisti per chiedere loro una traduzione di quella frase dove deve tornare questo commissum e non il commisso che hanno tradotto falsandolo sul sito Vaticano. Adesso vi leggo qual è la versione falsata con il commisso. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministerium di vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Sembra tutto normale, tutto tranquillo, eccetera. Peccato però che Benedetto non dica commisso, ma dica commissum. E adesso vi leggo la traduzione fatta da questi illustri latinisti. Parliamo del professor Gianmatteo Corrias, che è stato editore delle opere di Lorenzo Valla, un insigne umanista, e parliamo del professor Rodolfo Funari, che è il massimo traduttore da Sallustio, i quali hanno trovato che l'unica traduzione possibile con il commissum è questa che vi leggo ora. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare a mio danno al ministerium di vescovo di Roma, successore di San Pietro,
a causa del misfatto di un manipolo di cardinali nel giorno 19 aprile 2005. Dici, ma il mio danno dov'è? Il mio danno è quel mihi, che è un dativo di svantaggio, e il commissum all'accusativo si traduce con misfatto. E per manus è acclarato quest'uso di manipolo. Quindi vedete bene che la declaratio, come è stata falsificata, era tutta tranquilla con il commisso, non c'era nessun problema, eccetera. Ma la versione originale, pronunciata da Benedetto XVI con il commissum, fornisce solo questa versione. Lui dichiara a suo danno di rinunciare al ministerium di vescovo di Roma per il misfatto di un manipolo di cardinali che è avvenuto il 19 aprile 2005, cioè il giorno della sua elezione. E adesso dobbiamo capire di che cosa si sta parlando. Che cosa è successo nel giorno della sua elezione? E ho fatto delle ulteriori ricerche. Noi sappiamo che c'erano due partiti di cardinali che si confrontavano, il partito del gruppo di San Gallo, cosiddetto la mafia di San Gallo, e il partito del Sale della Terra, che era il partito del cardinale Ratzinger, progressisti contro conservatori. Da diverse testimonianze che sono venute fuori e che sono state confermate anche da Bergoglio, nel suo ultimo libro El Successor, sappiamo che dopo 3 votazioni si era creata una situazione di stallo. Un testa a testa sembra fra Ratzinger e Bergoglio, cioè sicuramente fra Ratzinger, e sembrerebbe che il candidato del gruppo di San Gallo fosse proprio Bergoglio. Alla terza votazione si era arrivati a 72 voti per Ratzinger e ben 40 per Bergoglio. Siccome servivano 2/3 dei suffragi, Ratzinger non riusciva a sfondare, era inseguito da Bergoglio, ma non riusciva a sfondare la soglia dei 2/3 della maggioranza. Al che abbiamo una testimonianza importante che collima con quanto afferma Bergoglio nel libro El Successor. Parliamo della testimonianza del confessore dell'arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini, membro di spicco della mafia di San Gallo, e parliamo del gesuita padre Silvano Fausti, che è morto nel 2015, però ha lasciato un video importante questo Silvano Fausti, in cui racconta cosa gli aveva spiegato Martini. Dice Martini che aveva scoperto una manovra sporca, una manovra elettorale molto sporca. Dice che alcuni cardinali volevano creare appositamente questo testa a testa fra Ratzinger e Bergoglio in modo da farli decadere entrambi e far convergere tutti su un altro nome, un cardinale di Curia, dice padre Silvano Fausti. Questo dato è confermato da Bergoglio nel libro quando dice: nel conclave 2005 mi usarono, fui al centro di una manovra elettorale in cui volevano bloccare Ratzinger. Mi hanno usato per bloccare il cardinale Ratzinger e volevano eleggere un cardinale italiano ehm, che piaceva a loro, il cui nome non venne fuori. I cardinali italiani e di Curia, dico intrecciando queste due testimonianze, erano il cardinale Sodano, che era l'ex segretario di Stato di Giovanni Paolo II, e il cardinale Ruini, altro cardinale di Curia. Questi erano gli unici due italiani e di Curia che avevano ricevuto qualche voto durante il conclave del 2005. Ora, io sospetto più che altro del cardinale Sodano, perché? Perché Sodano, quando nel 2013 Papa Benedetto fa la sua declaratio, subito dopo lui dà una spiegazione in italiano
e non dice Santo Padre, ci dispiace che lei ha abdicato, ci dispiace che lei ha rinunciato al papato, eccetera, eccetera. No, dice una cosa molto precisa, dice lei ha deciso di mettere la parola fine al suo servizio pontificale, cioè ha deciso di rinunciare al ministerium. Sappiamo che solo in sede impedita il Papa può rinunciare al suo ministerium, può rinunciare a fare il Papa mantenendo il munus. E questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra che Sodano aveva capito perfettamente che Benedetto XVI non aveva abdicato e usa una formula che effettivamente è corretta, perché Papa Benedetto davvero aveva rinunciato, aveva messo fine al suo servizio pontificale. Ma come? Attraverso la sede impedita, consentendo la convocazione di un conclave abusivo. Quindi questo dimostra la malafede del cardinale Sodano. Ecco che questa manovra elettorale che ha luogo durante il conclave del 2005, questa manovra sporca, questa manovra che usa Bergoglio per far decadere Ratzinger, diventa quel misfatto, quella congiura, quella cospirazione ai danni di Benedetto XVI che lo accompagnerà per tutto il suo pontificato e che alla fine lo costringerà a togliersi di mezzo, perché volevano appunto che lui si togliesse di mezzo. Quindi questa è la scoperta probabilmente più importante in assoluto degli ultimi 11 anni di studi sulla Declaratio di Papa Benedetto e naturalmente è stata totalmente censurata dal mainstream. Quindi questo vi dimostra che il tasto dolente, il vero tabù, l'unico pericolo per Bergoglio è esattamente la Declaratio di Papa Benedetto letta nella sua versione originale latina. Una mia opinione sul mainstream è l'unica, diciamo, cosa utile del mainstream è dove indica il mainstream, bisogna guardare nella direzione opposta perché è la direzione giusta. Certo, certo, ma infatti io dico questa cosa sempre di Bergoglio, cioè voi fidatevi di Bergoglio, fate esattamente il contrario e sarete nel giusto. Andrea, il mondo osserva quello che sta succedendo al Vaticano e nella Chiesa cattolica, però ammettiamolo che il mondo ha i propri problemi, no? A chi, compete, la riconciliazione, dentro la Chiesa cattolica e dentro Vaticano? Magari possiamo vedere questa questione in luce della chiave teologica di Ticano che tu menzioni nei tuoi video. Sì, ma più che Ticonius, scusa. Ticonio, sì. Più che riconciliazione, io parlo di una giustizia, di un ristabilimento della legalità. Il 6 giugno scorso io ho depositato presso il Tribunale Penale del Vaticano un libello, un'istanza in 100 pagine scritta con 5 avvocati, di cui 2 canonisti. In questa istanza, che è divisa in 3 sezioni, si parla primo della inesistenza dell'abdicazione di Benedetto, che rimane solo una dichiarazione senza nessun tipo di conferma. Se proprio la si vuole considerare un atto canonico, è nullo, invalido e nullo per errore sostanziale, perché manca la rinuncia al munus petrino, cosa sulla quale, per esempio, converge anche Monsignor Viganò e altri studiosi. E allora che cosa ha fatto Papa Benedetto? Non certo il doppio papato modernista di cui vanno vociferando i tradizionalisti, ma si è consegnato alla sua sede impedita, secondo un disegno cristologico assolutamente perfetto. E anche, come giustamente sottolineavi, in riferimento a una visione del teologo romano Ticonio che è estremamente esemplificativa, che ci dà la chiave teologica per capire quello che ha fatto Papa Benedetto. Allora, Ticonio, questo teologo donatista romano del IV secolo, che cosa diceva? Diceva che nella Chiesa di Cristo è nascosta la Chiesa del diavolo, che è portata avanti da cristiani impostori e da vescovi traditori. Però il problema è che questa Chiesa del diavolo è nascosta, è mimetizzata nella Chiesa di Cristo, non la si vede bene, non la si percepisce e quindi ehm,
bisogna aspettare la grande discessio. Che cos'è la grande discessio? Non è uno scisma tradizionale, perché negli scismi tradizionali la parte eretica viene buttata fuori dalla Chiesa. Con la grande discessio di Ticonio abbiamo il contrario, è la Chiesa di Cristo che fa un passo indietro, si ritira, lascia campo libero alla Chiesa del diavolo in modo che si manifesti e perché poi possa essere distrutta. E quindi questa vedete che è la chiave teologica che consente perfettamente di comprendere l'apparato canonico, il congegno canonico di Papa Benedetto. Lui lascia che i traditori prendano il potere con un conclave abusivo. Questo conclave abusivo pone Benedetto sede impedita, ma produce un antipapa, elegge un antipapa. E come tutti i 40 antipapi della storia della Chiesa, questo antipapa è destinato alla nullità di tutto quello che lui ha fatto. È un congegno canonico meraviglioso in cui c'è una perfetta corrispondenza non solo, diciamo, con la visione di Ticonio, ma anche con quello che ha fatto Gesù. Perché Gesù Cristo che cosa fa? Non fa come voleva Giuda, che libera il popolo di Israele come un grande monarca, un grande condottiero, eccetera. No, Gesù si offre alla sua passione. Questa cosa Giuda non l'accettava, per questo lo tradisce. Ehm, Poi il Cristo viene messo in prigione, viene flagellato, dopo aver detto ai suoi apostoli, qualcuno di voi mi tradirà. E questo è quello che ha fatto Benedetto con la sua declarazio, dice, qualcuno di voi mi tradirà. A una certa data, a una certa ora perderò il ministerium, entrerò in sede impedita. Sodano gli dà perfino un bacio al termine di questa declarazio. Poi c'è la clausura di Papa Benedetto, come Cristo che viene messo in prigionato, viene anche perseguitato quando si trova in prigione, perché lo attaccheranno, il clero tedesco lo attaccherà per degli episodi di 40 anni prima, naturalmente tutta fuffa, tutte stupidaggini che sono state archiviate dopo la morte di Benedetto XVI. Lui muore e risorge. Come risorge? Risorge in un modo tutto particolare, cioè risorge in modo canonico. Torna con un corpo glorioso canonico, cioè il Papa che si pensava morto, abdicatario, dimenticato, viene riconosciuto dalla Chiesa, a norma delle leggi della Chiesa, come l'ultimo vero pontefice e quindi questo fa sì che venga spazzato via l'antipapa, tutti i suoi sodali, che non sono cattolici ma sono gnostici, e si ristabilisce la legittima successione petrina. Mentre tu mostri lo stoicismo simile ai primi cristiani, quindi ai primi tempi, pare che i tempi sono come una aberrazione della profezia che riguardano delle profezie che riguardano gli ultimi tempi, così come sono trattati nel libro dell'Apocalisse. Quindi una distruzione completa e una reincarnazione di una chiesa, diciamo, primordiale, una chiesa simile a quella che hanno fatto gli apostoli. Ma lo stesso Ratzinger parlava nel 69 di una chiesa catacombale che tornerà a essere piccola, ininfluente, eccetera. Questo effettivamente sta già succedendo con i preti del nascondimento che celebrano di nascosto, non in unione con l'antipapa, eccetera. Ma non è detto che questa realtà debba proseguire in eterno, anche perché non dimentichiamo che c'è un dogma sancito dalla Costituzione dogmatica Pastor Eternus del 1870 che afferma, oltre all'infallibilità del Papa, anche l'indefettibilità della Chiesa, cioè dice che la Chiesa si manterrà salda come la pietra, perché è costruita sulla pietra, fino alla fine dei tempi. Quindi la Chiesa nella sua storia ha attraversato molte pagine travagliate, sicuramente, eccetera, ma alla fine è rimasta sempre salda. E, è assolutamente escluso dal dogma dell'indefettibilità
l'ipotesi di una rifondazione esterna a quella che è la Chiesa riconosciuta come istituzione. È assolutamente escluso che possa avvenire una successione petrina non regolare. La domanda è: quanto tempo abbiamo? Allora, secondo i miei calcoli, fino al 18 agosto 2036. Per quale motivo? Perché servono minimo 3 cardinali per formare un legittimo conclave. Quindi, tra i cardinali veri, autentici, quelli di nomina di Papa Benedetto, il terzultimo più giovane è il cardinale Rainer Maria Wölki di Colonia. Quando il 18 agosto 2036 Rainer Maria Wölki compie 80 anni, perde il diritto di voto in conclave. Rimangono in due, Tagle e Tottunkal, quindi manca il numero legale per eleggere un legittimo pontefice. Quindi a quella data, diciamo in ottica laica, la Chiesa finisce, perché non si può più eleggere un legittimo successore di San Pietro. In ottica di fede, sicuramente prima del 2036 questa situazione si sbroglierà, si scioglierà e sarà ripristinato sul trono di Pietro un legittimo pontefice, eletto solo dai veri cardinali di nomina pre-2013. Viganò in questa vicenda, lo abbiamo anche commentato video precedenti, è importante o anche lui una pecora smarrita? Direi non solo una pecora smarrita, ma un vero e proprio lupo, e lo posso dire con cognizione di causa, perché io avevo un rapporto epistolare con Monsignor Viganò, nel 2020 l'ho sostenuto a spada tratta, perché diceva delle cose molto giuste su Bergoglio, il Great Reset, i globalisti, eccetera. E ancora oggi continua a dire delle cose giuste da questo punto di vista. Man mano che andavo avanti con la mia inchiesta, gli ho inviato centinaia dei miei articoli. Io ne ho scritti 900, gliene avrò mandati 3 o 400. Gli ho mandato il libro, vedevo però che lui non raccoglieva queste informazioni e tirava anche, diciamo, delle legnate a Papa Benedetto, che allora era vivente, definendolo modernista. A un certo punto Viganò, senza aver mai smentito la ricostruzione della sede impedita, ha cominciato a sostenere dei libri che andavano contro la questione della sede impedita. Ha cominciato a definirmi un romanziere alla Dan Brown, ha cominciato a screditarmi in ogni modo e io gli ho posto un ultimatum, gli ho detto: Eccellenza, scusi, ma a che gioco stiamo giocando? Le abbiamo dimostrato con l'ausilio di latinisti, canonisti, storici della Chiesa, che cosa ha fatto Papa Benedetto, perché lei continua a ignorare la questione e anche a screditare Benedetto XVI? Ma i nodi sono venuti al pettine perché abbiamo detto prima che c'è la Universi Dominici Gregis che nel combinato fra gli articoli 76 e 77 dice esplicitamente che se la rinuncia del pontefice non è a norma del canone 332.2, che impone la rinuncia al munus petrino, l'elezione che ne consegue è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Ok? Quindi la mancata rinuncia del pontefice non a norma del 332,2 produce immediatamente la nullità di Bergoglio. È un elemento micidiale questo. Bene, in un'intervista questa estate a Taylor Marshall, che è un vaticanista americano, Monsignor Viganò ammette esplicitamente la rinuncia di Benedetto XVI è certamente invalida. Questo perché lui era eretico e perché ha detto tante eresie che dovranno essere oggetto di una ben precisa condanna. Adesso cito a memoria, ma il senso è questo. Quindi Viganò che cosa fa? Ammette che la rinuncia di Benedetto è invalida, ma usa questa faccenda solamente per screditarlo. Non la utilizza minimamente per silurare Bergoglio. Perché scusami,
Se la rinuncia è certamente invalida, al di là del fatto che Benedetto XVI fosse un genio, un santo in sede impedita, oppure un rimbambito modernista che si è sbagliato, eccetera, eccetera, conta poco perché lo stesso Viganò ammette nel suo scritto che la rinuncia è nulla e invalida al di là delle intenzioni del dichiarante. E allora perché non la usi contro Bergoglio? Quindi questo dimostra che c'è un patto di non belligeranza fra i due. Viganò ha, può dire tutte le cose più brutte del mondo su Bergoglio, non c'è nessun problema. L'importante è che non tocchi il tasto della sede impedita di Benedetto XVI. Solo che questo gioco si vede lontano un miglio. Lo abbiamo denunciato e infatti Viganò è pressoché sparito dai radar. Ehm, Hanno un reciproco vantaggio i due, perché Bergoglio si tiene l'istituzione e si vede liberare la Chiesa da quei tradizionalisti che invece si porta via Viganò. Questi tradizionalisti poi danno i soldi alla sua fondazione e lui si fa una chiesetta per conto suo. Peraltro si è anche fatto riconsacrare vescovo da Williamson, quindi se lui non riconosce, se non riconosce la validità di Giovanni Paolo II, anche lui va contro il dogma dell'indefettibilità della Chiesa, perché se Giovanni Paolo II non fosse stato un vero papa, la Chiesa sarebbe finita da un pezzo con la morte degli ultimi cardinali fatti da Paolo VI. E quindi Viganò è entrato in eresia, scisma, anatema e scomunica latte sentenze. Capite? Sì. Quindi seguire Viganò è una strada sbagliata che porta allo scisma. Purtroppo tutti quelli che non seguono le regole, non seguono il diritto canonico in modo pedissequo, alla fine si scismano. Alla fine vorrei fare una domanda, diciamo, un po' terrena, perché la Chiesa Cattolica diciamo, si è separata dalla Chiesa ortodossa quasi 1000 anni fa. Poi con la Riformazione protestante si è ulteriormente divisa con la Chiesa protestante. Il mondo, guardando da fuori, non può fare altro che godere vedendo la Chiesa cattolica indebolita. Magari Bergoglio fa tentativi e diciamo ha rapporti vicini con Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, ma sappiamo che come eh, influenza è più importante il patriarca di Mosca, Cirillo, che il patriarca del Costantinopoli. Quindi questo ecumenismo, io vedendolo da fuori, il mondo protestante e il mondo ortodosso non lo vede bene. Quindi va ulteriormente a pesare la situazione dentro una Chiesa universale, più universale di quella che è attualmente la Chiesa cattolica. Quindi in circostanze come queste non vedo che la Chiesa cattolica può proporsi come veramente una Chiesa universale che dice il nome stesso. Ma ti ripeto, nella storia della Chiesa gli antipapati sono stati frequenti. Considera che su 265 papi legittimi ne abbiamo 40 di antipapi, quindi mediamente uno ogni 8 papi legittimi. Il fatto che non si veda un antipapa dal 1415 non ha importanza. La storia della Chiesa è ordinaria amministrazione. Quindi attualmente, almeno dal 2013, la Chiesa cattolica è usurpata da una setta gnostica, che non è nemmeno cattolica, perché poi la gran parte degli antipapi del passato erano perfettamente cattolici, non presentavano dubbi di tipo dottrinale. Questi non sono cattolici, sono gnostici, quindi hanno una dottrina opposta di 180 gradi rispetto alla fede cattolica. Ecco perché è pericolosissimo quello che sta avvenendo. Io ho fatto degli studi molto approfonditi sul culto della Grande Madre, la nonna Ragno, per esempio anche la mascotte del Giubileo, non so se hai seguito, Sì, ma sì, sì. riprende una simbologia di questa Coraline che è un personaggio che riprende
Un cartone core. animato, se non mi ricordo, se non ricordo Sì, male. tipo cartone animato, che ha a che fare con la nonna ragno, la nonna occidentale, il mondo dei morti, l'ipercontrollo delle persone. Sono, diciamo, forme sulle quali bisognerebbe fare una puntata a parte, simbologie molto frequenti che ricorrono in modo continuo, che parlano di una fede gnostica e non cattolica. Ricordiamo che per gli gnostici il buono della situazione è il serpente dell'Eden che conduce Adamo ed Eva a ribellarsi al creatore della materia, che è stupido, cattivo e maldestro. Vi rendete conto? Quindi Lucifero è il Cristo per gli gnostici, che svela all'uomo di essere Dio egli stesso. L'importante è che non segua le regole del creatore. Ecco perché in tutto l'Occidente cristiano, una volta cristiano, si afferma una visione del mondo che è completamente antitetica rispetto alla cultura cristiana. Ama il prossimo tuo diventa ama il tuo remoto, quindi immigrazione a rotta di collo. La regina del cielo, la Madonna, diventa la madre terra. Il bello diventa brutto, il buono diventa cattivo e viceversa. La menzogna, la falsità, l'inganno sono sdoganati, sono implementati. Viene benedetto il peccato di sodomia, con fiducia supplicans, uno dei 4 peccati che gridano vendetta al cielo, cioè l'atto sodomitico, l'atto omosessuale, viene benedetto. Questo perché gli gnostici, rifiutando le regole del creatore, ritengono di elevarsi spiritualmente, di arrivare a questo grande architetto dell'universo, questo prepadre che vive in una dimensione ancora superiore a quella del creatore della materia, e in questa dimensione il prepadre, che è anche premadre al tempo stesso, perché c'è l'unione degli opposti, diciamo, in questa dimensione che si chiama pleroma, l'uomo trae la sua origine spirituale. Ma il creatore, Yahweh, il demiurgo, ha impastato il purissimo spirito del pleroma con la volgare materia. E questo dimostra perché l'uomo soffra così tanto nel doversi assoggettare alle regole del creatore, perché c'è una materia che spinge da un lato, ma le regole dello spirito lo portano da un altro. Quindi loro cercano di sciogliere questa lacerazione, questo conflitto dell'uomo che deve perfezionarsi per deificarsi essi stessi. Quindi sostanzialmente è una dottrina diabolica, una dottrina completamente satanica, anche se poi ci sono varie scuole, varie interpretazioni, eccetera. Però in tutto vi è il rifiuto delle regole date dal creatore. Questa conoscenza segreta che porta il Cristo Lucifero non è destinata a tutti, ma è destinata solamente a un ristretto gruppo di uomini che vengono definiti gli pneumatici, cioè gli uomini spirituali. Questi pneumatici devono governare servendosi di scienziati e politici che vengono chiamati psichici su una massa di pecoroni che saremmo noi, che siamo definiti ilici, cioè terra-terra. Quindi questo spiega perché è fondamentale conoscere lo gnosticismo per capire quello che c'è intorno. Questo è assolutamente fondamentale. Infatti, adesso sto lavorando a un piccolo manuale molto sintetico per spiegare quali sono i principi cardine dello gnosticismo. Dice, ma perché ci vogliono dar da mangiare degli insetti? Perché ci vogliono togliere i motori termici? Per quale motivo ci vogliono togliere il contante? Per quale motivo ci costringono a trattamenti sanitari contro la nostra volontà? Per quale motivo spingono così tanto l'omosessualismo, eccetera, eccetera? Tutte queste follie sono decodificabili solo se si conosce l'impianto gnostico, per cui loro cercano di sterilizzarti omosessualizzandoti, perché devono andare contro il comandamento crescete e moltiplicatevi, e invece loro cercano di dividere e diminuire la popolazione mondiale. Da qui tutti quei trattamenti sanitari che ben conosciamo. Questa massa di pecoroni, questi ilici devono essere
controllati, soggiogati, instupiditi, la loro identità, forza, cultura nazionale deve essere distrutta attraverso l'immigrazione forzata, immigrazione selvaggia. Quindi io dico sempre, i partiti di destra non hanno capito niente perché potrebbero vincere a mani basse le elezioni in tutto il mondo se solo spiegassero ai loro elettori i principi dell'ognosticismo, che sono principi completamente anticristici. Andrea, ti rubo giusto qualche minuto perché mi è venuto in mente la visita del Papa Bergoglio, del Francesco a Belgio, dove tu così bene spiegavi che lui non celebra la messa e non la celebra da un bel pezzo. Sì. Quindi questo fatto che lui non celebra la messa e dovrebbe essere il sacerdote più elevato e comunque non la celebra, perché come si spiega sta cosa? Allora, sembra proprio assodato che non si riesca a trovare il suo certificato di diaconato. La carriera ecclesiastica ha vari step, vari livelli. Prima si diventa diacono, poi prete, poi vescovo, poi papa. Non si riesce a trovare il suo certificato di diaconato e questo è un problema, perché avrebbe avuto un'ordinazione per saltum, cosiddetta, non autorizzata e quindi farebbe di lui un prete, un vescovo illecito. La sanzione che viene comminata per questo tipo di mancanze è proprio la sospensione dal ministero, la sospensione a divinis, quindi l'impossibilità di poter celebrare la messa. Ora è fattuale che lui da 2 anni e mezzo, dal 17 aprile del 2022, non celebra la messa in prima persona, ma vi assiste. Avrete la sicurezza che lui assiste senza celebrare, senza concelebrare tutte le volte che lo vedete col piviale. Che cos'è il piviale? È un paramento liturgico che, a differenza della casula, che è in un pezzo unico, tipo poncio per intenderci, il piviale è aperto sul davanti. Quindi quando vedete Bergoglio col piviale, siete sicuri che lui non celebra e non concelebra. Ci sono solamente delle eccezioni nel giorno dei morti, il 2 novembre. In quel caso lui indossa la casula e sembra concelebrare. Nel 2023, in modo del tutto inaspettato, si è presentato all'altare per concelebrare. Infatti gli hanno dovuto portare al volo un messalino perché non erano pronti. Nell'ultimo 2 novembre lui apparentemente concelebrava, ma in realtà non ha proferito nessuna delle formule di consacrazione che vengono recitate dai concelebranti. Chi concelebrava erano 4 ecclesiastici, un monsignore, forse un vescovo e 2 preti. Bergoglio è rimasto da parte, apparentemente concelebrava, ma non gli hanno fatto dire una parola. Quindi, che cosa emerge da questo fatto, come anche da altri che ho analizzato sul mio canale? Evidentemente Bergoglio non può fare quello che vuole. Ci sono delle regole alle quali lui stesso è sottoposto. Papa Ratzinger, viceversa, nonostante fosse in sede impedita, godeva di alcune prerogative, di alcuni diritti. Per esempio, poteva ricevere delle visite, poteva scrivere dei libri, poteva rilasciare delle interviste e soprattutto ha avuto un funerale da papa, sostanzialmente da papa, cosa molto strana. Lui ha scelto di essere sepolto nell'oculo di Giovanni Paolo II, che aveva scelto per primo Bergoglio. Quindi Bergoglio, che dovrebbe essere il papa regnante, ha dovuto cedere il passo a uno che formalmente era un ex papa, un papa abdicatario. Vedete bene che c'è come una specie di una chiesa dell'istituzione, una chiesa amministrativa, una chiesa burocratica, che sembra gestire la situazione fra papa e antipapa, garantendo l'uno e l'altro secondo un gioco che ha voluto lo stesso Benedetto XVI. Ecco, questo è qualcosa di estremamente interessante che fa ben sperare, soprattutto alla morte vera o presunta di Bergoglio, ma è fondamentale che
della sede impedita di Benedetto XVI si diffonda il più possibile, che gli antipapali hanno confiscato i stream. Io so che sono passate parecchie telefonate nelle redazioni per evitare di parlare di certe cose, e quindi se non si attiva il popolo è difficile, è dura. Bisogna che ognuno di voi conosca la questione. Sul mio canale Andrea Cionci, Codice Ratzinger, troverete 3 documentari brevi di un quarto d'ora l'uno che spiegano l'intera questione, anche in lingua straniera, in inglese, tedesco, croato, russo, eccetera, eccetera. Non so, diciamo, quale idioma possa essere più vicino a voi, più comprensibile. Croato Ehm, direi. Croato, ecco, quindi c'è il modo di documentarsi e di diffondere questi contenuti in modo del tutto gratuito. Vi invito a farlo, ringrazio Vlatko per questa sua opera di divulgazione, perché questa è la questione delle questioni, la questione più importante di tutte, da cui discendono a cascata tutte le altre, sia per un motivo spirituale, manca il Papa da 11 anni e questo certo non può far bene, dal punto di vista spirituale, lo spirito del mondo, ma anche dal punto di vista geopolitico. Stiamo rischiando grosso l'usurpazione del papato da parte di questi poteri globalisti che sono guerrafondai e ci vogliono impedire nei nostri diritti base, è un pericolo per tutti noi. Metteremo questi 3 documentari nella descrizione del video. Andrea, io ti ringrazio del tempo, so che hai tanti impegni, quindi non ti trattengo più. Ti ringrazio e alla prossima. Grazie, un caro saluto a tutti voi.